Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. La guerriglia urbana tra tifosi a Padova è destinato ad aumentare il bilancio degli arresti degli ultra rossazzurri dopo i 5 già eseguiti. Rischio squalifica del Massimino, porte chiuse per la società Etnea, la gara sul campo finita 2-1. Catania, in un video il tentato omicidio a coltellate dell'ex marito della compagna. In manette un 37enne, l'aggressione legata a questioni familiari. Una lite prima di morire, emerge l'ipotesi di una violenza dietro il caso della fine del 16enne Ayman a Meri, nel Messinese. Da 1 anno e mezzo a letto all'ospedale di Agrigento con la gamba amputata, la storia di un migrante tunisino che chiede di essere trasferito in una struttura di riabilitazione e di ritornare a vedere la luce del sole. L'assessore regionale San Martino incontra gli agricoltori in presidio permanente, raccoglie le loro rivendicazioni. La protesta oggi anche a Palermo per le vie del centro. Esiste una ricetta per essere felici nella giornata che celebra il sentimento? L'Università di Catania attiva i laboratori a tema con gli studenti. Ancora ben trovati, 5 arresti eseguiti, ma questo bilancio è assolutamente destinato ad aumentare. Nel caso della guerriglia urbana tra tifosi ieri allo stadio di Padova nell'intervallo della partita contro il Catania. Adesso il rischio è di squalifica del campo o porte chiuse per la società Etnea. Sentiamo Luca Ciliberti. Sono destinati a aumentare gli arresti per i disordini allo stadio di Padova. Oltre ai 5 tifosi già fermati, 3 in flagranza e 2 in differita, sarebbero già stati identificati e bloccati dalla Digos di Catania altri ultra etnei responsabili dei tafferugli avvenuti durante l'intervallo della finale di Coppa Italia tra il Catania e il Padova. Negli scontri, lo ricordiamo, sono rimasti feriti 8 agenti, di cui 4 della Digos e 4 del reparto mobile. Ad avere la peggio il dirigente della polizia responsabile del servizio, che è ricoverato in terapia intensiva a Padova per un malore cardiaco. A scatenare la guerriglia un ultra catanese che, come mostrano le immagini, ha aperto la porta della curva permettendo ad altri tifosi rossazzurri di riversarsi sulla pista di atletica leggera dell'Euganeo. Con lui, nell'immediato, sono stati fermati anche 2 quarantenni e un 41enne pregiudicati a vario titolo per associazione mafiosa, rapina, droga e già destinatari di Daspo. Fra i 2 arrestati in differita, uno è stato raggiunto mentre si stava imbarcando su un volo per Edimburgo in partenza dall'aeroporto di Milano Linate. Il quinto è stato arrestato mentre era a Catania al suo arrivo all'aeroporto. Le immagini registrate dalla nostra troupe allo stadio parlano chiaro. Gli ultra etnei corrono verso la tribuna dei tifosi del Padova che sono gemellati col Palermo. Storie di rivalità accesa fra tifoserie che sfociano in quello che vedete: lancio di fumogene e di petardi da una parte e dall'altra e uno striscione del Padova preso dai tifosi etnei come trofeo di battaglia. Questo invece è il punto di vista dalla tribuna dei tifosi biancoscudati. La società rossazzurra e la Lega Pro hanno formalmente stigmatizzato il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri. Ora i rischi sono tutti del Catania: chiusura delle curve per qualche partita, addirittura l'ipotesi porte chiuse o campo neutro per il ritorno della finale di Coppa Italia, compresi vari divieti di trasferta a partire dalla prossima di Torre del Greco. È stato arrestato a Catania un uomo di 37 anni, è accusato di aver tentato di uccidere con diverse coltellate l'ex marito della compagna. La lite e l'aggressione per questioni familiari legate alla figlia della vittima, una bimba di appena 2 anni. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Armato di coltello si è scagliato contro l'ex marito della compagna, colpendolo in più parti del corpo. Con l'accusa di tentato omicidio aggravato è stato fermato a Catania Paolo Aloisio, 37 anni. La lite e l'aggressione lo scorso 13 marzo in via Pacinotti davanti al negozio dell'ex moglie della vittima, che vediamo nelle immagini entrare sanguinante. Secondo gli investigatori l'accoltellamento sarebbe maturato nel contesto familiare per problematiche concernenti gli incontri tra la vittima e la figlia di soli 2 anni,
nata dall'unione con l'ex compagna, attuale convivente di Aloisio. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione ricevuta dalla questura da parte dei sanitari dell'ospedale San Marco, che riferivano di avere prestato cure ad un uomo che presentava ferite da arma da taglio all'avambraccio, al gomito, all'orecchio, al fianco sinistro e alla spalla destra, giudicate guaribili in 40 giorni. La vittima ha riferito alla squadra mobile di essere stata aggredita dal compagno dell'ex moglie. Ad incastrare Aloisio le immagini del sistema di videosorveglianza di un negozio che hanno registrato tutte le fasi dell'aggressione e il ritrovamento dell'arma del delitto, un coltello richiudibile con lame a falce di circa 14 centimetri. La squadra mobile di Caltanissetta ha eseguito 10 misure cautelari con l'accusa a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e violenza nei confronti dei clienti che non pagavano la droga. La cocaina veniva consegnata a domicilio, in strada e nelle piazze. In alcune occasioni sarebbe stata preparata su una lastra di marmo e consumata in gruppo dagli acquirenti. Sequestrato 1 chilo di cocaina e 75.000 euro provento della attività illecita. Torniamo a parlare di caporalato perché a Paternò è stata scoperta e denunciata una coppia di romeni che reclutava braccianti agricoli nel campo di Ciappe Bianche. Il servizio. A Paternò non si fermano i controlli dei carabinieri nella tendopoli di Ciappe Bianche su cui pende un'ordinanza di sgombero. I militari hanno denunciato una coppia di coniugi romeni, lui 39 anni, lei di 41, che reclutavano illegalmente i braccianti agricoli. La coppia di romeni, presidente e vicepresidente di una società cooperativa di Paternò, facendo leva sullo stato di necessità di 2 lavoratori extracomunitari, avrebbe lucrato sui loro compensi pagando a cottimo tra i 30 e i 35 euro al giorno, meno della metà del salario previsto dal regolare contratto di lavoro. La coppia è stata sanzionata anche perché impiegava nella loro cooperativa lavoratori in nero, 4 su 10. Fermato un altro caporale che trasportava i migranti su un veicolo senza assicurazione. Complessivamente l'attività dei carabinieri ha portato a 2 arresti in esecuzione di ordine di custodia cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Catania e 3 denunce per caporalato, a cui si sommano altri 4 deferimenti per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. E c'è un nuovo sviluppo nella vicenda di Ayman Serti, il marocchino sedicenne morto semicarbonizzato nel febbraio del 2023 in provincia di Messina. Il ragazzo avrebbe avuto poco prima un incontro con la madre di una ragazza che lo accusava di violenza sulla figlia. Francesco Triolo. Un nuovo sviluppo che potrebbe dare una spiegazione alla tragedia di Ayman Serti, il sedicenne marocchino che il 16 febbraio del 2023 è stato trovato semicarbonizzato a Merì, nel Messinese. A scriverlo oggi è Repubblica. Il ragazzo, un'ora prima di perdere la vita, si sarebbe incontrato con alcune persone, avrebbe avuto una serie di discussioni parecchio accese, ricevendo anche uno schiaffo, forse qualche minaccia. A un anno dalla sua morte la procura di Barcellona ha chiesto l'archiviazione. Per gli inquirenti il giovane si è tolto la vita, ma l'avvocato Tommaso Calderone, che assiste la famiglia di Ayman, però si è opposto. Quella nuova ricostruzione è quella che vedrebbe Ayman andare a casa di una donna la cui figlia l'estate precedente aveva denunciato di essere stata violentata da un giovane marocchino, anche lui minorenne, un procedimento finito con un decreto di archiviazione in cui Ayman venne ascoltato come persona informata sui fatti. La stessa ragazza raccontò alla madre di aver incontrato Ayman al centro commerciale di Milazzo appena 5 giorni prima, volò qualche parola di troppo, così la madre della ragazza poi accusò Ayman di aver violentato la figlia. Secondo i racconti il ragazzo avrebbe fatto qualche ammissione e la madre lo schiaffeggiò facendogli uscire sangue dal labbro, un racconto fatto agli inquirenti. Poi la storia che si conosce, Ayman che andò a comprare le pizze e quindi la sua scomparsa sino al ritrovamento semicarbonizzato. Una storia ben diversa adesso è quella di Sami, è un migrante tunisino sbarcato a Lampedusa. Si trova ricoverato da 1 anno e mezzo all'ospedale di Agrigento, ha una gamba amputata e chiede di essere trasferito in una struttura idonea per la fisioterapia e la riabilitazione. Sentiamo Davide Sardo. Agrigento, ospedale San Giovanni di Dio, reparto urologia. Lui è Sami Sayahi, 36 anni, tunisino. Da almeno 1 anno e mezzo un letto è suo. Non ha delle patologie specifiche, non assume farmaci, ma è affetto da un grave handicap. È senza la gamba destra perché gli è stata amputata 18 mesi addietro durante un disperato intervento chirurgico praticato nello stesso ospedale, dove è stato trasportato d'urgenza con il soccorso da Lampedusa.
Lui in Tunisia ha aiutato il padre al mercato di frutta e verdura, ha subito un incidente stradale, ha deciso di partire diretto a Milano dove risiedono suoi parenti per essere operato. Salpa con altri compagni di avventura da Sfax con una carretta del mare. La sua gamba peggiora quando approda a Lampedusa e in cancrena. Sami rischia di morire. L'elicottero vola verso Agrigento, i medici gli salvano la vita ma non la gamba. Anche la mano sinistra è stata parzialmente danneggiata dal grave incidente. Adesso medici e infermieri con dedizione e merito si occupano di lui, che tuttavia è stanco e affranto. Lancia un appello al governo italiano per essere trasferito in una struttura idonea per la fisioterapia e la riabilitazione. Per favore, ti scrive che cosa? Aiuto io por fuori d'ospedale, per con fuori d'ospedale puro respiri l'aria, guarda la luce, tutto, io finito. Sami ha tanti sogni nel cassetto, una protesi per camminare, andare a scuola e imparare l'italiano. La regione siciliana vince il primo round del contenzioso con la Corte dei Conti sui bilanci degli anni passati. È stata annullata infatti la sospensione della parifica del bilancio 2021. La Sicilia ha una nuova opportunità per tagliare i disavanzi e rimettere i conti a posto. Manlio Viola. Stop alla sospensione del giudizio di parifica della Corte dei Conti del bilancio della Regione del 2021. La Sicilia avrà un'altra occasione per spiegare le sue ragioni e rimettere a posto i propri conti. Si tratta di uno dei capitoli della contestata e annosa vicenda del disavanzo del bilancio della Regione. Tutto inizia da un ricorso in Corte Costituzionale proprio della Corte dei Conti sulla legge nazionale che permise alla Regione di spalmare in 10 anni il suo debito miliardario, cosa che avvenne nel bilancio 2020. Quella norma è stata poi effettivamente considerata incostituzionale, ma nel frattempo il presidente della regione Renato Schifani aveva concordato con Roma l'abrogazione di quella legge e la sostituzione con una nuova approvata da 2 rami del Parlamento che permette adesso la rateizzazione in 8 anni. Per la Corte dei Conti però il vizio originale del bilancio 2020 ricadeva anche sul bilancio 2021 e per questo ne aveva sospeso la parifica dopo ben 1 anno e mezzo di verifiche, una decisione assunta fra il 25 novembre del 2023 e il 3 di dicembre. Adesso le sezioni riunite hanno accolto un ricorso della regione siciliana, in particolare il primo motivo del ricorso con cui la difesa della Sicilia ha sostenuto la violazione del diritto al contraddittorio e hanno dunque annullato la delibera di sospensione della parifica del bilancio. Tutto da rifare con la regione che ha un'altra opportunità di aggiustare i conti e cancellare i disavanzi. Soddisfatto il governatore Renato Schifani perché viene finalmente riconosciuto un più ampio diritto alla difesa della Sicilia, mentre l'avvocato Alessandro Dagnino parla di decisione di portata storica perché riscrive il procedimento su tutto il territorio nazionale. La partita dei conti siciliani adesso è riaperta. E adesso ci occupiamo della protesta degli agricoltori, oggi in corteo per le vie del centro di Palermo, ma come promesso l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino si è recato proprio nel luogo della sit-in permanente degli stessi. Vediamo. Ancora in strada, ancora a marciare per difendere il comparto, gli agricoltori siciliani tornano a manifestare e lo hanno fatto con un corteo a Palermo da Piazza Marina fino a Piazza Indipendenza davanti Palazzo d'Orleans. Chiedono rispetto, chiedono maggiori tutele e soprattutto che il loro prodotto non venga svenduto, come il grano, prodotto che ormai secondo molti agricoltori è come il ferro vecchio. Categoria in quanto arriva grano contaminato di micotossine e crisofate e abbassa il prezzo del nostro grano, quindi il nostro grano resta invenduto. Solo bandiere della Sicilia e un unico striscione con scritto rispetto per gli agricoltori, producono il cibo che mangi, la terra è vita, difendila. Ci chiediamo prezzi stabiliti, prodotti nostri senza glisofate, chiediamo meno burocrazia e chiediamo un futuro migliore per noi e i nostri figli. Siamo tutti in fallimento. Poi chiediamo al buon Dio l'acqua. Signore, mandaci l'acqua.
Grazie. Una delegazione di agricoltori ha chiesto e ottenuto un incontro con l'assessore regionale Luca San Martino, che ha detto: sto raccogliendo il grido di allarme degli agricoltori, il governo regionale sta lavorando su diversi fronti, sia sul miglioramento degli impianti irrigui sia sulla possibilità di approvare misure economiche straordinarie. Le principali richieste sono l'adeguamento dei prezzi di vendita dei prodotti proporzionato all'aumento dei costi di produzione, la denuncia dello stato di crisi del comparto, l'aumento dei controlli e l'adeguamento dei parametri di qualità e del regime sanzionatorio sulle merci importate, interventi per contrastare la diffusione di malattie virali negli allevamenti. E naturalmente continueremo a seguire la protesta, ricordiamo il 22, grande appuntamento, grande manifestazione che diventa nazionale a Palermo, la Sicilia naturalmente, i trattori di Sicilia con altre 7 regioni d'Italia. E adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco per raccontarvi di come sarà il nuovo porto a Catania. Siamo tornati in studio, il porto di Catania si apre alla città, l'approdo resta comunque un porto essenzialmente commerciale. È stato presentato oggi il nuovo piano regolatore. Adelaide Barbagallo. Il futuro porto di Catania avrà un'area a crociere di 84.000 metri quadrati per navi da oltre 340 metri, con una nuova stazione marittima, una darsena per 700 barche, yacht e attività cantieristica, con una suggestiva promenade aperta alla città. Dopo 46 anni dal vecchio piano, è stato presentato il nuovo piano regolatore che punta ad uno stretto rapporto con la cittadinanza, politiche green, sicurezza della navigazione e una crescita esponenziale di croceristi e passeggeri. In futuro potrà diventare un porto turistico? No, è un porto commerciale, può avere una parte turistica, non può diventare un porto turistico perché se no non potrebbe soddisfare i forti principali bisogni che il territorio ha, perché non lo dimenticate mai che questo porto non è un capriccio, è una risposta alle esigenze delle aziende presso cui lavorano decine di migliaia di persone. Il porto etneo dunque è e continuerà ad essere sempre più un porto commerciale di rilevanza economica internazionale. Attenzione massima alle tematiche del rispetto dell'ambiente. È previsto ad esempio un intervento di riqualificazione della foce del torrente Acquicella. Per migliorare la viabilità cittadina sarà ampliata via Domenico Tempio. Sarà compito dell'amministrazione comunale individuare le soluzioni ideali affinché la città possa utilizzare al meglio il porto. Credo che il sindaco abbia voglia di fare gli interessi della città, ma abbia una grande visione e abbia chiaro il fatto che una parte degli interessi della città sono coincidenti perfettamente con gli interessi del porto, cioè non c'è una contrapposizione ma ci deve essere un affiatamento, perché lui è perfettamente consapevole dalle sensazioni che ho avuto io, spero ovviamente di non sbagliarmi. Interessante la promenade che, sviluppandosi dal nuovo porticciolo per yacht fino al Molo Crispi, diventerà un nuovo quartiere cittadino per fruire del centro storico e di Piazza Duomo. Catania non è una città a misura di pedoni. Oggi studenti hanno passeggiato per le vie del centro e dicono pochi i mezzi pubblici e la metro chiude davvero troppo presto. Sentiamo Giusy Lazzara. La bellezza di camminare a piedi, ma Catania è una città a misura di pedoni? I mezzi non funzionano proprio a dovere, perché già facendo un paragone con il nord, al nord gli orari sono giusti, passano ogni 10 minuti eccetera, mentre qui deve passare un'ora per prendersi un autobus. La metropolitana funziona però fino a un certo orario, cioè entro le 10:30 comunque il turno finisce e comunque chi ha anche un lavoro notturno ha la disponibilità anche di tornare a casa con la metropolitana. Questi studenti oggi per le vie del centro a piedi hanno scoperto una piazza Manganelli svuotata dalle auto, c'erano anche i più piccoli. Vado in bici perché mi rilasso a sabato a fare bike. Cosa fai quando vai a scuola? Cosa fai? Prima faccio un pezzettino di macchina e poi vado un pezzettino a piedi. Attraversare le zone a traffico limitato non è facile per chi ha una disabilità, anche per la presenza di auto dovunque. Anche le aree di sosta sono insufficienti. Avremo a brevissimo 160 posti dentro il porto.
ripristineremo i parcheggi lungo gli archi della Marina, a brevissimo con la MTS apriremo il parcheggio di Via Azzurria la sera, è in corso la realizzazione a breve del parcheggio in Via Sturzo. Ci vuole un cambio di mentalità e l'amministrazione lancia il metro minuto, la mappa che indica quanti minuti ci sono per raggiungere le destinazioni nel centro storico. Esiste una ricetta per essere felici? Beh, ce lo chiediamo nella giornata proprio dedicata alla felicità. Provano a rispondere i docenti dell'Ateneo Catanese nel giorno dell'Università Svelata. Eva Spampinato. Oggi è la giornata della felicità. Per te cos'è la felicità? Questo. Secondo me è un po' tutto, l'importante è stare bene con se stessi. È la primavera perché comunque oggi è l'equinozio e gli amici. Lo studio, l'università, la vita. Felicità declinata secondo canoni e aspettative personali che inevitabilmente si intrecciano con quelli dettati dalla società. Ma attenti, perché a volte per essere felici non è sempre un bene guardare i modelli imposti da media, social, politica. La felicità, o soprattutto l'infelicità, spesso è legata al fatto che ci guardiamo attorno, facciamo un confronto con persone più di talento di noi e più di successo di noi e noi riteniamo per questo abbiano più talento. Forse degli studi scientifici che dimostrino in qualche modo, no, che a volte la fortuna conta molto più del talento nel determinare il successo, potrebbe in qualche modo aiutarci a stare più sereni con noi stessi, a guardare meno gli altri, a puntare su di noi per avere una maggiore felicità. I docenti dell'Ateneo Catanese durante l'iniziativa Università Svelata, che ha aperto le porte delle proprie sedi storiche agli studenti, hanno provato a dare una ricetta per raggiungere la felicità analizzando vari aspetti. Ma per essere felici bisogna necessariamente essere ricchi? No, non bisogna necessariamente essere ricchi, anche se evidentemente la felicità aumenta quando si passa da livelli di indigenza a livelli di consumi accettabili. La scuola italiana ha messo in evidenza la correlazione positiva fra l'aumento della vita relazionale e l'aumento della felicità. Ma la felicità è anche vivere in un territorio sostenibile, cosa spesso lontana da molte aree, soprattutto interne, della Sicilia. C'è un modo per poter invertire la rotta dello spopolamento che investe questi territori ed è investire su pratiche quotidiane e politiche di sviluppo che siano orientate alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. Ci fermiamo ancora, in chiusura il calcio. Abbiamo parlato in apertura dei gravi fatti di Padova di ieri, adesso da quella cronaca invece al calcio giocato. Il Catania ha perso la finale di andata, infatti di Coppa Italia, prima mezz'ora negativa per gli etnei che vanno sotto 2-0, il gol di Monaco invece tiene vive le speranze per la gara di ritorno. Marco Carli. Un primo tempo in bambola, una ripresa migliore che tiene aperti i giochi. Il Catania guarda la partita dell'Euganeo e torna a casa con le sensazioni che lo accompagnano da una stagione. Cali di tensione, anzi la sensazione che mentalmente la squadra non ci fosse nei primi 30 minuti. Alcuni giocatori, Ndoi e Sturaro, ancora in difetto di condizione. Da una palla persa del primo nasce il gol dell'1-0 patavino segnato da Palombi. Altre volte i rossazzurri consentono facili ripartenze ai padroni di casa che trovano sulla loro strada il portiere Furlan. Il 2-0 arriva invece sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa vincente di Krisetic. Alla squadra l'unica cosa che posso rimproverare è che finale di Coppa Italia, viene a Padova, squadra seconda in classifica, squadra forte e non c'era quell'atteggiamento da finale d'andata. Siamo andati dietro il primo errore su una ripartenza e già lì ci siamo bloccati e ci siamo consegnati all'avversario. Nella ripresa, dopo gli sconti e l'intervento della polizia, la partita regala meno chance. Il Catania fa meglio con Welbeck, Peralta e Monaco in campo. È il difensore a regalare il gol della speranza su calcio d'angolo battuto proprio da Peralta. Subito dopo la rete l'espulsione di Welbeck, che salterà il ritorno previsto per il 2 aprile e su cui peseranno inevitabilmente le decisioni del giudice sportivo dopo gli scontri dell'Euganeo.
E prima dei saluti vi ricordo che questa sera andrà in onda una nuova puntata di Corner, appunto dedicata ai fatti legati all'ultima partita del Catania, quindi obiettivo puntato sui rossazzurri, come sempre condotto da Angelo Gagliano. Adesso è veramente tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.